napoletana per definire una donna di malaffare, una donna vociante, rissosa, una donna triviale, quelle che vanno facendo lo strascino per via via, ecco, utilizziamo tanti sinonimi divertenti, che è una vaias, che è una vrenz, che è una ittat, che è una loscena, che è una mala femmina, che è una 78, ma soprattutto per definire questa tipologia di donne noi usiamo un riferimento a una parola francese, che è proprio una zandraglia. La parola zandraglia viene dal francese les entrailles, che sono appunto le interiora degli animali. Sì, a fine Settecento arriva a Napoli la cucina francese, quella aristocratica, arrivano i Monceau. Come sapete, Maria Carolina d'Austria mandò a Parigi tutti i cuochi di corte e il Monceau diventò il cuoco delle famiglie patrizie napoletane, il cuoco di scuola francese. Monceau peraltro è una parola particolare perché noi abbiamo mille talenti tranne quello delle lingue straniere, non sapevamo dire monsieur, 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 insomma, e come sempre trasformavamo la parola monsieur in Monceau. Però ancora oggi chi un Monceau significa appunto un cuoco fornuto, un cuoco di scuola internazionale. I Monceau naturalmente evisceravano a corte, al Palazzo Reale di Napoli, al Maschio Angioino evisceravano gli animali e le frattaglie, le interiora, les entrailles le gettavano dalle finestre delle cucine. All'urlo les entrailles, le povere donne dei quartieri spagnoli, discinte, insomma, urlanti, vocianti, che litigavano continuamente, arrivavano sotto le cucine e si prendevano questi pezzi di les entrailles e, ahimè, ne presero pure il nome e diventarono i zandraglie dei quartieri spagnoli. Per completezza espositiva devo però dire che in lingua napoletana una donna di malaffare non è solo una vrenza, una vaiasta, una zandraglia. Si utilizzano soprattutto per definirle, questo è politicamente scorretto quindi chiedo scusa alle donne in ascolto, una serie di cattivi odori, una serie di puzze, di cattivi odori corporali. Per esempio una donna di malaffare è una pereta, peggio ancora, una zompa pereta, di quelle che sono arrapassatori, di quelle che cambiano e scambiano continuamente. È una loffa, ancora peggio, una piloffa, rafforzativo, una loffa sciuruppata, oh madonna mia, e così che aumentiamo, è una lumera, è una lumagiorno. La lumera e la lumagiorno erano le lampade a gas, le lampade a petrolio, che facevano una puzza tremenda. Analogamente quindi, per connessione semantica, una donna che sembra, come devo dire, esplodersi, prendere fuoco immediatamente al primo incontro con un interlocutore. E beh sì, è una pereta.